La questione Bus Italia Veneto continua a dividere comune e provincia. Prima la decisione di Palazzo Moroni di uscire dall'ente di governo costituito con Palazzo Santo Stefano, per la quale la provincia sta valutando il ricorso al TAR. Ora il capitolato della gara vinta da Bus Italia Veneto, con la quale l'ente controllata da Ferrovie si è aggiudicata la gestione del servizio del trasporto pubblico urbano ed extraurbano di Padova per i prossimi 9 anni, vale a dire fino all'estate 2029. Con la ricapitalizzazione approvata dal parlamentino di Palazzo Moroni, il comune ha ridotto la propria quota dal 45 al 20% all'interno della partecipata, costituita nel 2015 con la fusione di APS e SITA, il che consentirà alle casse comunali un risparmio non indifferente, sia per quanto riguarda l'aumento di capitale propedeutico alla firma del contratto, prevista per l'11 luglio, sia per quanto riguarda il rinnovo del parco mezzi, aspetti entrambi contenuti nel bando di gara. Il grosso dell'aumento di capitale se lo collerà FS con un investimento di 10 milioni di euro, mentre Palazzo Moroni parteciperà con il conferimento di 2 vetture del tram, valutate circa 1.850.000 euro. Quanto invece al rinnovo del parco mezzi, come vincitrice della gara, Bus Italia Veneto deve mettere su strada entro 300 giorni dalla firma del contratto 255 nuovi mezzi, 2/3 dei quali per l'extraurbano Euro 6 a gasolio, i restanti a metano per il servizio urbano. Ebbene, a Palazzo Moroni piacerebbe che i mezzi fossero elettrici e quindi modificare tale aspetto del capitolato, possibilità esclusa a priori dal numero 1 di Palazzo Santo Stefano, Fabio Bui. Come andrà a finire questa storia? Uso un termine complicata perché da raccontare così sembra facile, ma è molto complicata. Me la vuole chiarire lei, Sindaco? È vero che c'è un po' questo disaccordo con Bui, insomma, sotto questo profilo? È molto complicata. È molto complicata. Allora, è vero che noi è obbligatorio fare un aumento di capitale, abbiamo ottemperato mettendo 2 tram, due carrozze, per scelta in base alle disponibilità economiche che abbiamo. Siamo scesi del 45% al 20%, 20-23%, non mi ricordo esattamente. Questo non cambia assolutamente i rapporti con il Friuli dello Stato, non cambiano i poteri, non cambia assolutamente nulla, rimane tutto invariato, al di là dell'opposizione politica che fa un po' di cinema e fa il loro mestiere. Adesso sarà la firma del contratto di gara e vedremo in base al nuovo piano finanziario che stanno facendo, per cui sarà valutato. Chiaramente è cambiato il mondo in questi mesi, da quando hanno fatto la gara a quando ad oggi è cambiato completamente. Inizialmente abbiamo sospeso i mezzi pubblici, Bus Italia Veneto ha sospeso i mezzi pubblici e tram, sono rimasti i servizi essenziali. C'erano grossi problemi, ci sono ancora grossi adesso, per quanto riguarda il trasporto, 30% può salire, 40%, per cui vuol dire che Bus Italia economicamente non ce la fa. Bisogna che lo Stato aiuti, ma in maniera molto importante, le ferrovie, che in definitiva dopo sono Bus Italia. Noi, avendo una partecipazione in minoranza, ovviamente siamo assecondati a quello che decide di fare Bus Italia, ma più che altro rispetto alla gara. Come ha detto giustamente il servizio, ha vinto la gara Bus Italia, noi dovevamo per forza fare l'aumento di capitale, che è stato convertito in 20%, altrimenti la gara sarebbe saltata la gara. Se saltava la gara avremmo perso la partecipazione dei 45%, per cui valeva 0 sotto l'aspetto patrimoniale, e non avremmo consentito a far sì che si potesse firmare. Per cui è abbastanza tecnica e complicata. Sì, però è capito che bisognava fare piuttosto che perdere. Era obbligatorio farlo. Era obbligatorio farlo. Un'altra discussione adesso è la firma del contratto, perché sono cambiate le condizioni, è cambiato il mondo. Quante persone potranno salire sull'autobus? Cioè 50%? Come prima? Come dice Zaia, facciamo sì, e sono d'accordo, che salgono tutti con la mascherina come prima. Mascherine
Come facciamo a trovare 3 volte gli autobus attuali? È impossibile. Passerà anche questo periodo, non durerà mica tutta una vita. Settembre è domani. Stamattina abbiamo fatto una riunione con il prefetto, il provveditore di studi, Bus Italia, i nostri tecnici per quanto riguarda la mobilità. Come facciamo a settembre? Con le attuali normative, dove sono 3 volte gli autobus, 2 volte gli insegnanti, 2 volte le scuole? Il governo deve prendersi delle responsabilità, deve dire bisogna convivere col virus, bisogna rischiare un pochettino. Ma se non facciamo o triplichiamo i mezzi pubblici, non esiste, anche se fossero i soldi, nessuno ha 3 volte gli autobus e i tram, non esistono. E quindi? O riempiamo di macchine la città, qualsiasi città, per cui bisogna accettare, come ho detto prima, non sono cinico, ma sono realista, come ha detto il professor Crisanti, bisogna che qualcuno si prenda la responsabilità e dica da settembre, quando vorrei cominciare le scuole, si sale anche in virtù che il virus si è abbassato, che è molto meglio la situazione, che la situazione medica è sotto controllo. Tutti quanti si sale sugli autobus, sui mezzi pubblici, con la mascherina, avendo cura dell'igiene. Non c'è altra alternativa, non sono alternative. Questo vale anche per le scuole. Oltre a questo però c'era il comune che voleva i bus elettrici a diversità della provincia. Vorrebbe, se è possibile, sarebbe simpatico, sarebbe bello, dipende anche da Bus Italia, noi abbiamo vinto anche una gara per avere bus elettrici, certamente più basso otteniamo l'inquinamento, no vorrebbe, è diverso. Ho detto vorrebbe io. No, ho capito male. No, vorrebbe. Condizionare, ma anche Bus Italia stesso preferisce i bus elettrici. Dipende dalla disponibilità, dal costo di investimento, da tante cose. E il rapporto col Presidente della provincia? Come personalmente è ottimo. No, parlo per in virtù di questo. Personalmente è ottimo, ma veramente ottimo. Abbiamo visioni diverse. Ente di governo è stato fatto il suo tempo, in cui sono 50 e 50%, comune 50% della provincia, ma la parte decisionale spetta al Presidente della provincia. Chiaramente abbiamo visioni diverse. Io vado a Padova, lui va alla provincia di Padova, primo. Secondo, non esiste una società 50 e 50 perché è impossibile essere d'accordo su tutto. Secondo, abbiamo nel tempo avuto, con qualche comune con Terni, ci hanno fatto delle cause per il trasporto locale, per il contributo sul trasporto locale. L'ente di governo non si è dato da fare per sistemarla, io ho delle responsabilità perché abbiamo un buco, abbiamo una causa potenziale che potremmo perdere che vale 13 milioni, io devo reagire in qualche maniera, per cui quello consigliato anche dagli avvocati abbiamo detto usciamo dall'ente di governo, ci arrangiamo, però siamo i primi che vorrebbero sistemare le cose, ritornare non è la mia logica. E quindi cosa accadrà secondo lei? Non lo so, è molto difficile da definire. Di solito lei quando mi fa le previsioni le sbaglia poco, in questa che previsioni mi fa? Alla fine troviamo un sistema, perché è logico. Io non voglio, il mio carattere e la mia voglia di fare non litiga mai con nessuno. Ho visto anche stamattina voi per dire, assolutamente non c'è problema. Bisogna trovare la modalità. I rischi del comune devono essere contemplati anche dai comuni con termine. Un comune con termine può dire è così, io sono piccolo, tu sei grande, è solito discorso. No, non funziona. Per dire, prima l'amministratore precedente aveva abbandonato la Comepa con dei comuni con termine. Dal primo mese li ho riattivati e anche litigando tra virgolette, non è vero. Abbiamo continuato a trovarsi ogni mese, per cui i rapporti anche comuni con termini, siamo trovati anche 10 giorni fa, continuano, la volontà è stare sempre assieme, la volontà è risolvere il problema, però ci vuole volontà da entrambe le parti e questo è importante. Un po' alla volta ci arriviamo, sono sempre convinto che alla fine... Invece secondo lei, sempre che Bus Italia lo permetta, c'è davvero la possibilità di avere i bus elettrici? Una parte sì, sicuramente. Una parte c'è la possibilità. Sì. E per quanto riguarda la seconda linea del tram, questa è ininfluente questa storia? Assolutamente ininfluente. E quando inizieranno i lavori per quanto riguarda la seconda linea del tram? Abbiamo avuto 4 mesi di stop di qualsiasi cosa. Facciamo 4 mesi di ritardo. Perché adesso che non venga un alibi questi 4 mesi di stop. Ritardiamo 4 mesi. Sono state pochissime aziende nelle gare pubbliche hanno
lavorato in questi mesi, Il perché non potevano. Il ponte di Genova è stato terminato in quel Certamente, periodo. ma anche Piazzale Boschetti abbiamo sempre lavorato. Poi le chiedevo Piazzale Boschetti. Hanno sempre lavorato l'impresa. Abbiamo anticipato, anche se vi ricordate, un lavoro che doveva essere fatto più avanti per quanto riguarda il ponte sulla tangenziale. Certo. Abbiamo già Adesso terminato. ci arriviamo dappertutto. Per cui dico, le imprese non potevano lavorare, le imprese hanno lavorato, è stato un periodo. E quindi parlavamo del tram. Quando sarà linea, operativo? Sì, operativo. 2023? Cioè fra 3 anni. Operativo, Sì, fra 3 anni, operativo insomma. che funziona. È una bella storia, insomma, quella lì. Vabbè. Molto lunga. Sì, faremo ora, vabbè, speriamo Molto di vedere la seconda linea. Vabbè, invece ritorniamo, noi abbiamo iniziato il ragionamento di Piazzale Boschetti, era proprio il primo argomento dopo Bus Italia che volevo chiederle. Piazzale Boschetti com'è la situazione? Stanno lavorando, penso che ancora 7-8 mesi di lavoro, 10 mesi. Sono andati un po' a rilento, però se non sbaglio hanno messo il ponte. Sì, ha avuto dei rallentamenti perché ha trovato l'amianto, no? Giusto? Ho trovato amianto, come sempre a Padova, nel tempo. Eccola qui, Piazzale Boschetti. Hanno trovato amianto in maniera non enorme, speriamo che sia alla fine, non si sa mai cosa capita. Nel tempo molte aziende, qualsiasi ha messo amianto sotto in maniera incivile. Qui questi lavori, le palazzine sono rimaste sempre le stesse? Ovviamente a fine anno diventeranno più o meno private e per cui inizieranno i lavori. Ci sono già i proprietari, le hanno già acquistate? No, sono percorsi abbastanza lunghi. Ma sì, ho capito, a livello sono già definiti. Già definiti, allora si sa già chi sono i proprietari. Sì, possiamo saperlo oppure è privato? No, non mi ricordo, è una società, perfetto. Non mi ricordo la società. Ecco, qui praticamente cosa verrà fatto, Sindaco? Sto vedendo. Stanno mettendo, non so se è già messo il ponticello, penso di sì, ma quello che si vede, il rendering è abbastanza preciso. Verrà fuori una cosa bella, positiva. Verrà fatta poi la passerella per andare... Sì. Ma penso che l'abbiano già messa giù. La passerella per il Giardino Arena. Sì. Penso sia già messa giù. Quelle che comunicano, non sono passate... Penso sia stata già installata. Ah, già installata. Non vorrei dire bugie perché un pezzo invece penso quasi il 90% sono messo il passaggio per andare verso la stazione, che qualcuno richiedeva anche lì una passerella tramite... Passerella, è molto più complicato. Io ho nelle mie fantasie una visione molto più ampia di questo problema. Stiamo collaborando con le Ferrovie dello Stato, con il Ministero dei Trasporti, con la Regione, con il Comune, per immaginare quell'area là un'area diversa. E tutto è agganciato all'alta velocità. Non so se la ferrovia, sì. Tra 10 anni più o meno arriverà definitivamente l'alta velocità finita, nel senso stretto del termine. Immagino una stazione, anche degli impegni che ho preso con la RFI, una stazione diversa. Immagino anche, non una passerella, un po' riduttivo, o dei disegni in ufficio dei progetti, un grande boulevard, un grande ponte che collega la cella, che passa per PP1, che arriva davanti a Via Trieste, che aggancia il Piazzale Boschetti. Piazzale Boschetti. Ma qui deve intervenire il Comune, deve intervenire RFI. Ma il Comune è lei in questo caso? Certo, Comune, RFI, PP1, IFI, sono tutti interventi necessari e collegati. Questo vuol dire cambiare la città, ma cambiare la città in maniera affascinante sotto il mio. Sono sogni, a me piace sognare, proprio cerco anche di fare. Senti, a me invece dicevo la passerella più semplice, quella che va fino alla stazione. Ma è che passerella cosa? È quella che chiede Mario Liccardo, insomma, capito praticamente di fare. Non so cosa chiede Mario Liccardo, ma che passerella? Vi ricordo che passa il tram. C'è la catenaria del tram, che passerella? No, io parlo che attraversi, dove ci sono le palazzine, che attraversi per andare. Ma che pendenza deve avere? Non me lo chieda, non io la pendenza. È una visione semplicistica, è una cosa molto diversa. Passerella cos'è? No.
Non so, faccio un esempio come quella che è via Trieste, che va ai giardini, hai capito, di fronte dove c'è non solo sport, una passerella di quel tipo lì. Ecco, provate a immaginare che sia Ha capito quale intendo? Sì, provate a immaginare che sia questo trovarsi una strada. Quello che immagino io deve partire dalla cella del Palazzo Rosso, tanto per capito, arrivare avanti, è una cosa diversa. È una cosa mastodontica, io le chiedevo una cosa un po' più piccola, solo non serve, che non ha senso. Vabbè. Allora, lì quando termineranno i lavori in Piazzale Boschetti, che sarà 8 o 9 mesi, 10 mesi, non so. Un anno, insomma, facciamo un anno finito. E le palazzine dovrebbero iniziare i lavori l'anno prossimo, visto che... Anche perché sono privati, hanno tutto l'interesse di fare. Di poterlo fare lì, si sa già cosa verrà fuori, oppure i privati hanno detto faremo degli appartamenti, appartamenti, piuttosto che, se non sbaglio, anche poco piccolo commerciale sotto, ma piccolo, 250 metri, un po' diversificato. Se noi non riusciamo a sistemare la PP1, IFIP, stazione, futuro parcheggio titolino, perdiamo un'occasione straordinaria, dobbiamo assolutamente, questo non si fa in un anno, non si fa. Secondo me bisogna avere la visione di quello che si fa. Quando abbiamo questa visione, che sia io sindaco o non sia io che sia nato, bisogna continuare su questa logica, perché è una zona importantissima della città e va vista in una certa maniera. No, la passerella 800.000 abbiamo risolto il problema, quello non serve, ma ricordo che c'è il tram, là parte il tram, partono tantissime cose e l'opportunità parla di cambiare totalmente. Perfetto, quindi fra... Sono sogni, 8-10 anni, 7 anni, ci vuole tempo. Un sogno che mai non si avverrà, invece questo è un progetto. Sogni, io dico che basta tenere duro, non mollare mai, rompere nel senso positivo a tutti. Senta, avevo iniziato, era il secondo punto che ho scritto, era il punto di via Viganovese, che è stato, i lavori sono iniziati prima, sono stati ultimati, adesso vedremo anche Andrea Micalizzi, bravo, ha anticipato una delle piccole fortune del virus, abbiamo detto non c'è traffico, anticipiamo tutto in maniera tale che non creiamo pochi disagi. Mi ricordo che l'altra volta, l'altro ponte che abbiamo fatto ha creato disagi incredibili. Eccolo qui, vediamo proprio il lavoro. Ha fatto a tempo di record, bravo l'assessore, bravo l'impresa, ha sforato di 5 giorni e la promessa mi ha fatto 6-7 giorni, bravissimi. Dai, ogni tanto facciamo anche cose positive. Come sempre sa quel benzinaio al Bassanello che sono stati rispettati i tempi anche lì. Dipende sempre, sono cose, è una cosa, sono cose che vengono rispettati i tempi altri meno. Ogni mese io incontro tutti i dirigenti dei lavori pubblici. Quando viene fuori quel Bassanello, tutti quanti... È il benzinaio che è stato abbattuto 3 anni fa, quando lei ha iniziato la sua avventura da sindaco, e che dovevano terminare i lavori rapidamente. Sarà fatto. Dovevano terminare in 9 mesi tutto. Non mi frega più, adesso i tempi non dico più, ma sarà fatto. A breve. Non può dirle, però complimenti per via Viganovese che è stato ultimato e inaugurato già il nuovo ponte della tangenziale, insomma, che era specialmente in questo periodo quando iniziano. Abbiamo approfittato proprio del non transito, purtroppo. Posso dire, sindaco, finalmente una volta che le cose vengono fatte giuste, visto che c'è la possibilità del Covid di poter usufruire. E facciamo tante giuste, anche non se non si vede. Tante giuste, tante un po' meno, insomma, però questa è sicuramente una delle cose giuste che è stata fatta per quanto riguarda la città di Padova. Senta, abbiamo fatto delle altre. No, qua si dimentica tutte le cose fatte, diamo per scontato. A Piazzale Boschetti, ospedale, raggiunto l'accordo con il Presidente Zaia in 6 mesi, 2 anni e mezzo di burocrazia. Adesso in tutto in mano alla Regione e sto aiutando a fare il tifo. Pure. Anche pediatria, perché parte il più presto possibile. Ospedale, caserma Prandina, faccio tutto l'elenco, non finisce più. Questura, Vianelli. Questura non è stata fatta ancora nulla, Vianelli. È stata finanziata allo Stato 50 milioni veri, stanno facendo il progetto. Ma ci vuole tempo. Sì, le stavo accennando, no? Ho detto, vede che sei nervosito, ho detto... Non sono nervoso. Ho detto, il benzinaio del Bassanello si è nervosito. Sarà fatto anche quello, prima che... No, ma io sono sicuro che verrà fatto. Verrà che sarà fatto. Nel secondo mandato... Altrimenti qualche dirigente che sente quello deve ricordarsi questo. Le promesse che sono state fatte. Andiamo in pubblicità, rivedete con noi tra poco.